Vogliamo adesso dare spazio alla parola del Signore. Ho in cuore di condividere con voi questa mattina un salmo, Salmo 32. Alleluia, un salmo di Davide. Alleluia. Salmo 32. Alleluia. Inizio la lettura. Amen. Amen. Dio sia la lode e la gloria. Amen. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre io ho taciuto, le mie ossa si sono consumate, mentre gemevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su me, il mio vigore inaridiva come per assura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato, e quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Molti dolori aspettano l'empio, ma chi confida nell'Eterno, la sua grazia lo circonderà. Rallegratevi nell'Eterno e fate festa, o giusti, giubilate, voi tutti che siete retti di cuore. Amen. Amen. Accomodatevi pure, gloria al Signore. È un bellissimo salmo. Come ogni salmo esprime qualcosa di meraviglioso, come ogni parte della scrittura. La parola di Dio è meravigliosa. È un parlare, un modo vivo da parte di Dio. E qui Davide esprime e descrive la felicità di chi ha sperimentato il perdono da parte di Dio. Spero che questa mattina ognuno di noi possa sentirsi così. Amen. Felice. Felice non perché tutto ti sta andando bene, ma perché siamo stati perdonati. C'è gioia nel nostro cuore, perché siamo stati perdonati. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata. Amen. E il cui peccato è coperto. Amen. Dio ci ha perdonati per mezzo del suo figliolo Gesù. Perché Gesù ha pagato per noi. Amen. E quando ho creduto in questo, una gioia ineffabile è entrata nella mia vita e spero anche nella tua vita. Ti sei sentito gioioso, vero? A tal punto di dire, ma perché questa gioia? Gloria al Signore, perché abbiamo ammesso davanti a Dio che siamo dei peccatori. Amen. Abbiamo confessato a Lui le nostre trasgressioni. E allora è successo qualcosa, che quel sangue glorioso versato sulla croce, tanti secoli fa, 21 secoli fa, alleluia, ancora oggi è valido. E lo abbiamo scoperto valido nel momento in cui abbiamo confessato il nostro peccato davanti a Dio. Abbiamo detto sì,
sono un peccatore. Amen. Ho bisogno che il sangue di Gesù mi lavi e mi purifichi. In un istante è avvenuto questo miracolo, il miracolo della salvezza. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Amen. Le persone veramente felici sono quelle che hanno ricevuto il perdono di Dio. La colpa delle loro trasgressioni non pesa sul loro cuore. È vero o no che avevamo questo peso nel cuore? Amen. Come un macigno. Non c'è più questo peso. Alleluia. La nostra coscienza non è più turbata. È vero? Questo sollievo e pace è disponibile per tutti i peccatori che guardano al Signore per ricevere la sua misericordia. Qui viene descritto il perdono di Dio in 3 modi. 1, lava il cuore dal peccato, salvando il credente dalle sue conseguenze finali ed eterne. 2, copre il peccato. Beato l'uomo il cui peccato è coperto. Copre il peccato privandolo del suo potere e della sua influenza. Il peccato non viene visto più e Dio non guarda più al nostro peccato, ma ci guarda attraverso il suo figliolo Gesù. Alleluia. Dio non imputa l'iniquità a chi l'ha confessata, cancellando il debito del peccato. Questo permette al peccatore ravveduto di sperimentare qual è la vera gioia e la soddisfazione di una relazione personale con il Creatore. Amen. Quando confessiamo i nostri peccati a Dio, non all'uomo, ma a Dio, entriamo in una relazione personale, vero? Amen. In un modo profondo. Quando qualcuno si confida con noi, c'è una relazione particolare, vero? Alleluia, Gesù. Lui si apre, noi l'ascoltiamo, poi anche noi ci apriamo e nasce questa relazione. Bene, Dio ha affidato non alla religione questa relazione, ma l'ha affidata al suo figlio Gesù. Amen. Per mezzo di Gesù Amen. noi abbiamo comunione con Lui. Amen. Per mezzo dello Spirito Santo che Egli ci ha donato. Gloria al Signore. Quindi siamo entrati in questa relazione, questo rapporto con Dio produce gioia nel nostro cuore. Amen? Amen? Amen. Oh, quando l'amen è bello, convinto, mi sento soddisfatto. Perché quando si ammette qualcosa con timidezza, forse è perché non è proprio così. Invece noi vogliamo che sia così. Amen. Vogliamo gioire nel Signore Amen. per l'opera che Egli ha fatto nella nostra vita. Amen? Amen. Alleluia. Dio tratta i peccatori che si ravvedono sinceramente e accettano Gesù come se da sempre fossero giusti. Ci tratta come se noi siamo giusti, ma non siamo giusti. Siamo stati giustificati. Amen. Amen? E questo è meraviglioso. Chi ci ha giustificati? Cristo Gesù, quando ha preso il nostro posto alla croce. Alleluia. Questo perché credendo ed accettando Gesù noi riceviamo in dono la grazia di Dio che ci porta a confessare di essere dei peccatori. Quando accettiamo Gesù, Lui entra nella nostra vita e ci porta alla confessione. Non è qualcosa di forzato, ma siamo nella libertà, nella gioia che sentiamo. Siamo lì davanti alla Sua presenza che diciamo sì, Signore, io ho bisogno della Tua misericordia. Amen. Grazie per questa giustificazione, perché il Tuo perdono mi dà gioia, mi dà sollievo e mette speranza nella mia vita per un futuro glorioso. Amen. Amen. Alleluia. Ammettere la propria colpa
e il male commesso con un cuore sinceramente pentito e pronto a cambiare. Perché quando ammettiamo la nostra colpa vogliamo pentirci. Amen? Amen. E confessiamo che siamo anche disposti a diventare nuove creature, Amen. disposti ad accettare quel miracolo che Dio solo può fare per mezzo di Gesù, cioè che noi nasciamo di nuovo. Amen. Alleluia. Cosa ci dà la sua presenza? Ci dà la certezza del perdono di Dio e il dono della sua presenza costante, della sua presenza amorevole nella nostra vita. In poche parole, ci sentiamo amati da Dio. Amen. Gloria al Signore. Amen. Amen. Alleluia. Davide scrive così: mentre io ho taciuto, le mie ossa si sono consumate, mentre gemevo tutto il giorno. Nascondere non produce niente di buono. Nascondersi e apparire agli altri quello che non sei non ti produce niente di buono per la tua vita. Ti produce solo un peso che aggrava un altro peso. Perché giorno e notte la tua mano si aggravava su me, il mio vigore inaridiva come per l'assura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, io ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. L'esperienza di Davide è anche la mia e la tua esperienza. Amen. È vero, gloria a Dio, di un uomo peccatore che ha ricevuto il perdono di Dio e che da quel momento si sente felice. Alleluia, per questo possiamo parlare agli altri di Gesù in un modo felice e anche, lasciatemi dire, in un modo convinto, Amen. perché siamo stati noi per primi a sperimentare quello che raccontiamo agli altri. Amen. Alleluia. Amen? Amen. Perché l'esperienza con il Signore non è teoria, non è una favola, non è un qualcosa di psicologico, no? Che tiene raccontato. No, è un'esperienza di vita reale. Amen. Dio c'è. Amen. Amen. Dio è perdono, Dio è comunione, Dio è amore. Gloria al Signore. Quando dice nel versetto che abbiamo letto: non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Questo ci fa capire come il Signore desidera che l'uomo vada a Lui. Non essere come il cavallo e come il mulo. Chi ha avuto a che fare con i cavalli si è riuscito, insomma, a stare sopra un cavallo, cavalcare un po', sa cosa vuol dire questo verso. Da ragazzo non andavo a cavallo. La prima cosa che mi hanno insegnato, sapete qual è? Quando sali su, devi far capire chi comanda. Devi far capire al cavallo che sei tu che comandi. Cosa devi fare? Prendi le redini e mettili forti, tirato, no? Per un attimo. Le gambe le devi stringere. Io non li stringevo perché spero non ho mai voluto fare del male agli animali. Però con i talloni potevi stringere una parte del costato del cavallo che lui sente, no? Devi stare così qualche minuto, finché non capisci che poi lui farà resistenza, no? Finché non capisci che poi lui si lascia andare e dice: sì, mi sottometto, perché capisco che tu mi vinci. Perché il cavallo vuole libertà. Il cavallo vuole stare libero di correre. L'uomo lo ha, tra virgolette, è riuscito a domesticarlo, no? Utilizzandolo come divertimento, per il lavoro, mettendogli queste briglie alla bocca che tirandogli fa male, costringendolo, no? Ora il Signore non vuole costringerci,
ma vuole che nella libertà riconosciamo che Lui è il Signore. Amen. E allora vogliamo dire: sì, Signore, tu sei il Signore. Tra virgolette, sei tu che comandi. Lasciamoci utilizzare dal Signore come Egli vuole. Amen. È un forte appello: non siate come il cavallo e il mulo, che non hanno intelletto. L'istinto della libertà li porta a correre. Vedere un animale, un cavallo che corre è bellissimo. Cavalcare galoppando è bellissimo, l'ho provato, è bellissimo, ha un senso di libertà. E poi anche capire che tu puoi dirgli al cavallo dove andare, dove girare, è bello, qualcosa di bello. Il Signore vuole che siamo liberi, ma liberi di accettarlo. Non vuole costringerci. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, che bisogna per forza frenare e costringerli. Il Signore non ci vuole costringere. Amen. Amen. Ma non vedete in questo l'amore di Dio. Amen. Amen. Il Signore potrebbe anche costringerci, ma ci ama a tal punto che ci invita ad amarlo. Amen. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Grazie Gesù. Tu sei il mio rifugio, dice Davide. Tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Alleluia, gloria al Signore. Sapete, a volte nella vita del credente c'è quella sensazione di stanchezza nel servire il Signore, che non va bene. È come dire: mamma mia, di nuovo, dove è il culto? Quando ero ragazzo dicevo a mia mamma: ma è stato lungo il culto? Mamma mia, quanto è durato. Adesso anche se il culto dura 3 ore è sempre bello per me. Amen. Quando c'è il momento della preghiera, dell'adorazione, è bello, non pesa. Ho un compito che viene assegnato, ma sempre io lo devo fare. Puoi andare a casa, fratello, a prendere una macchina, fratello, sai, la benzina costa, ma poi sempre io, tanti ci devo andare. Chi ha sperimentato il perdono di Dio, state attenti a quello che vi dico, chi ha sperimentato il perdono di Dio è portato nella libertà a dire: sono qui, cosa posso fare? Non so se mi avete capito. Amen. Chi ha sperimentato il perdono di Dio non pensa: uffa, è pesante, mamma mia, quanto predico, è pesante. Chi ha sperimentato il perdono di Dio, quando sente la parola di Dio, gloria a Dio, sta parlando a me, gloria a Dio. E nella libertà: fratello, pastore, sono qui, dimmi cosa c'è da fare, sono a tua disposizione, usami come vuoi per la Chiesa, quello che c'è da fare. Gloria a Dio. Alleluia. Fratello, questa è l'opera di Dio. Amen. Diventi strumento, ci sia questa gioia nel nostro cuore. Alleluia. Una gioia non legata a quello che non hai e che vorresti avere, e poi quando ce l'hai, oh che bello, ce l'ho, sono riuscito ad averla. No, non una gioia legata alla posizione sociale, alla ricchezza, no, ma una gioia legata dal fatto concreto che sei stato perdonato. Amen. Dio mi ha perdonato. Amen. Alleluia. Se c'è qualcosa di cui posso gloriarmi, è questo.
Sono stato salvato per grazia. Amen. Sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. Amen. E di gloria. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Rallegratevi nell'Eterno e fate festa, o giusti, o giusti, giustificati dal Signore. Giubilate voi tutti che siete retti di cuore. Un cuore umano non è mai retto nel senso, ma diventa retto se scegli per il Signore. Alleluia. Sì, il tuo cuore diventa adatto a percepire le cose buone, le cose giuste, Alleluia, Gesù. la volontà di Dio, alleluia, l'insegnamento di Dio. Diventi sensibile alla voce dello Spirito Santo, diventi sensibile. Ciò che ti chiede il Signore lo fai perché non puoi dirgli di no. Io so come il Signore e quanto mi ha perdonato, non posso dire di no al Signore, non ce la faccio, anzi non potrò mai ripagare. Questo è il sentimento che deve avere ogni credente. Io non potrò mai ricambiare quanto Cristo ha pagato per me. Non potrò mai dirgli, beh, adesso ti ho servito 20 anni, ho messo queste offerte, adesso basta, siamo pari. No, non giungerò mai ad essere pari. Io mi sento sempre In debito. in debito. Dobbiamo sentirci in debito con il Signore, abbiamo un debito. Il nostro debito è stato pagato, ma chi l'ha pagato per noi? Alleluia, Gesù. Io mi sento in debito con chi ha pagato per me. Amen. Ancora oggi, dopo tanti anni, lo faccio per il Signore. Fate ogni cosa per il Signore, dice l'Apostolo Paolo. Vero? Come per il Signore. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Io per concludere volevo leggervi un passo nel Nuovo Testamento, la prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal verso 5. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 5. Alleluia. Avete trovato? Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Amen. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nell'oscurità, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Amen. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Alleluia. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni ingiustizia. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Possiamo dire gloria a Dio? Amen. Possiamo chiedere al Signore ancora oggi perdonami? Signore, perdonami. Prima di ogni cosa, prima di chiedere quello di cui ho bisogno, io chiedo perdonami, Signore. Abbi pietà di me, perdona i miei peccati. Qualcuno mi ha detto, io apprezzo veramente quello che tu dici ogni volta, Signore perdonami, Signore perdonami. È normale, perché lo apprezzo. Vorremmo dirlo tutti, dobbiamo dirlo tutti. Dillo anche tu. Chiniamo il nostro capo, gloria al Signore. Amen. Amen. Gloria a Gesù.